Buongiorno pubblico di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati con ore 13. Mi auguro che questa settimana stia scorrendo al meglio per tutti voi e altrettanto lo è per noi e sicuramente anche per i cittadini dei comuni che sono qui rappresentati dai miei ospiti, da una parte dei miei ospiti, e oggi vi propongo un tema che ha a che fare con il mondo della politica. L'ho appunto denominato fenomeno perché è una cosa che insomma sta facendo parlare, sta coinvolgendo un sacco di persone, ovviamente come è logico, insomma, c'è chi è a favore, c'è chi è contro, però oggi voglio parlare appunto del fenomeno sardine, questo diciamo, nuovo movimento che si propone come civile, e qui poi capiremo anche con i nostri ospiti quanto lo è, quanto conta la politica, eccetera, eccetera, però insomma io mi fermo qui e vi presento subito quelli che sono gli ospiti di oggi. Allora, innanzitutto Gianangelo Boff, che è segretario per la provincia di Treviso della Lega. Buongiorno. Buongiorno a voi. Poi abbiamo Stefano Pelloni, che è consigliere del PD a Treviso, nel comune di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Matteo Romanello, sindaco di Marcon. Buongiorno, grazie dell'invito. E poi abbiamo il sindaco di Mira, Marco Dori. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, grazie a tutti quanti. Tra l'altro, prima che iniziasse la trasmissione, facevo anche questa considerazione, che sono tutte figure parecchio giovani ed è un piacere sapere che all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché poi Boff è stato per 2 mandati sindaco a Tarzo, si sia insomma, questa fase di rinnovo che fa sempre bene, quindi in un paese nel quale si continua a dire che i giovani non hanno spazio, mi sembra che voi di spazio ve lo siete conquistato e lo state anche occupando al meglio. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono. Allora, per dovere di cronaca, questi 2 sindaci, Romanello appartiene alla Lega e Dori invece appartiene al PD. Centrosinistra. Centrosinistra, sì. ok. Civico di centrosinistra. Giusto che adesso noi andiamo a parlare di un tema insomma, che tra l'altro da quello che si è sentito anche nei cori eccetera eccetera, questo movimento delle sardine si dice non politico, però ce l'ha abbastanza con una forza politica. È chiaro. Con questo possiamo affermarlo, insomma, io i cori contro la Lega li ho sentiti praticamente in tutte le piazze. Cosa dite? Uno degli elementi unificanti. Mi sembra che sia nato questo movimento il giorno del lancio della campagna elettorale della Borgonzoni a Bologna, e quindi era una piazza alternativa a quella proposta politica, certamente. Non era una piazza controllata da un partito o dai partiti di centrosinistra. Questo, cioè, secondo me si è mosso un popolo che non si sente rappresentato, che si sente rappresentato parzialmente, ma certamente non è una piazza organizzata da una forza di centrosinistra in alternativa a altri partiti. Che quella piazza fosse alternativa a una proposta politica che a Bologna veniva rappresentata da Salvini e dalla Bergonzoni mi sembra un dato di fatto. Ok. Dori? Sì, magari quella può essere stato diciamo, l'inizio, però poi nel resto del paese è diventato qualcosa di più, quindi è una cosa bella secondo me perché invita a riflettere, comunque invita anche a prendere una posizione che non è mai scontato e soprattutto invita a usare anche dei toni che sono diversi, sono dei toni di dialogo se vogliamo e anche di riflessione. Quindi c'è stata magari una nascita, però poi c'è una costruzione e vediamo dove porterà questa costruzione a questo punto. Poi ovviamente durante la puntata cerchiamo anche di capire quali sono gli scenari possibili. Una cosa di fondo viene da dire che comunque tutto ruota, tutta la politica italiana attualmente sta ruotando attorno all'unico esponente politico sulla scena politica italiana attualmente che sta portando dei temi politici, sta portando dei temi di cambiamento del nostro paese. Difatti attualmente la scena politica italiana si sta distinguendo fra la Lega e Salvini e chi è contro Salvini, che non ha una proposta ma di fatto è contro Salvini.
Poi questo si declina in sardine, si declina in il Movimento 5 Stelle, si declina in governi fatti contro Salvini, si declina in Premier Conte che è contro Salvini, ma il tema è comunque sempre Matteo Salvini e la Lega Nord. Quindi questo mi fa sicuramente piacere, perché vuol dire che l'unica proposta politica attualmente è la sua, e tutti gli altri stanno cercando di creare dei movimenti contro la Lega e contro Matteo Salvini. E questo è caratterizzante, perché generalmente all'interno di un confronto dovrebbe esserci chi propone una soluzione e chi propone la propria ricetta. Invece qui abbiamo uno che propone una soluzione, una ricetta, e tutti gli altri che sono contro ma non propongono nulla. E questo fa specie, voglio dire. Poi dire che il Movimento delle Sardine non ha una connotazione politica, quando all'interno delle manifestazioni delle piazze troviamo comunque tutti esponenti di sinistra, storici, eccetera, cioè è chiaro che ci stiamo nascondendo dietro un dito. Sul fatto che ragazzi giovani, che i millennial, per così dire, cantino in piazza "Oh bella ciao", che è un canto della resistenza, che è un canto che veniva cantato in un paese quando c'era una guerra civile in corso nel nostro paese, mi sembra alquanto strano, perché fra virgolette non connota una loro esperienza storica vissuta, ma di fatto parla di un tema che si cantava nel nostro paese quando c'era la guerra, e quindi mi sembra un po'... Allora, lei ha messo tanta carne al fuoco, vorrei chiudere il giro e dopo ovviamente iniziamo a ragionare tutti insieme su questa serie di temi che sono stati proposti. Romanello, allora, su questa logica diciamo che unisce molto, no? Rafforza molto queste componenti politiche o comunque di movimento contro Salvini. Certo. Condivide, cioè ci sono... Sì, io mi sento di condividere il ragionamento fatto dal collega pochi secondi fa. Il comune denominatore è l'antisalvinismo, chiamiamolo così. Secondo il mio punto di vista c'è anche molta confusione all'interno di questo movimento che, intervistato da alcuni colleghi, afferma siamo contro il governo. Bisogna chiarire molto esplicitamente che Matteo Salvini non è attualmente al governo, è in opposizione. Quindi stiamo parlando di un movimento di protesta contro cosa? Contro l'opposizione del paese, e quindi questo è alquanto strano e alquanto fantasioso, mi sento di dire. Dopo bisogna dar atto, riconosciamo una forma aggregativa importante, questo lo si è visto nella manifestazione di Treviso, che però prende svariati ambiti, svariate componenti, svariati gruppi e politici del passato. Non so quanto effettivamente di rinnovamento sia questo movimento, poiché ricordo i movimenti arcobaleno e quant'altro, quindi secondo me è invece una forma aggregativa per protestare contro una linea di pensiero. Allora, analisi ovviamente super partes, innanzitutto quando ci sono piazze pacificamente occupate, come in questo caso, è un bene, perché vuol dire che la gente dimostra il proprio impegno e cerca di esprimere delle proprie idee. È ovvio che poi, cioè, le idee, insomma, fortunatamente siamo ancora in un paese libero, ognuno esprime le proprie a modo suo. Di certo, finora quello che si è visto è stato un movimento molto pacifico. Poi effettivamente, allo stesso modo, quando un movimento non è gestito, sicuramente le idee sono tante. Però guarda caso nascono in momenti di campagna elettorale. Queste adesso sono considerazioni però sì non che... ci sono campagne elettorali, c'è la campagna elettorale dell'Emilia Romagna, però le piazze si stanno riempiendo in tutta Italia, insomma, quindi io non la vedo solo come un'esperienza legata alle campagne elettorali politiche, la vedo come un'esperienza di necessità. Non è un movimento di protesta, è un movimento di aggregazione, mi sta benissimo, ma di affermazione di alcuni valori. Cioè, chi scende in piazza oggi, magari qualche settimana fa, era sceso in piazza sia per fare protesta, sia per affermare una distanza magari da certi messaggi, ma oggi si sta radicando sul territorio come un momento di affermazione di cosa sono. Io sono questo. Cioè, se vi ricordate, la Lega aveva fatto un incontro a Roma dove diceva io non ci sarò, questa può essere la Il problema contrapposizione. è che la gente a casa si chiede ma
cosa siete e cosa proponete, Ma perché io non ho ha capito ascoltato nessuno moltissime interviste delle persone per strada che hanno fatto in questi giorni anche tanti media, tante TV, anche locali e non solo. E la gente non li percepisce come una protesta, li percepisce invece in maniera positiva, come una voglia di stare insieme per dire cosa. Quello che loro credono che l'Italia possa essere. Quindi non è Allora, una sentiamo il protesta. telefono, adesso non so chi ci sia, che cosa ne pensa. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, io sono Paola e parlo da Dosson. Buongiorno Paola. Premetto che ho 72 anni, no, 71, scusi, 71, quindi ho un vissuto. Il ricordo, cioè queste manifestazioni del fenomeno Sardine, mi ricorda un pochino il 1968, quando noi giovani volevamo fare dei cambiamenti, giusti o sbagliati che fossero, però volevamo rinnovare un po' la società che non era molto adeguata, non vicina alle persone meno abbienti, eccetera, eccetera. Allora io dico che vengano questi ragazzi, che sappiano valutare che ci devono essere dei cambiamenti, perché questa staticità che c'è adesso è un po' pericolosa. Allora io voglio dire, e chiudo il cerchio, ben vengano, che esprimano questi ragazzi, che siano però anche condotti in un percorso positivo, perché ovviamente la gioventù, siamo stati tutti giovani, mai dimentichiamo di essere stati giovani, di come eravamo impulsivi, eccetera, eccetera. Però in questo momento queste manifestazioni dicono qualcosa e chiunque, dalla Lega, dal centrodestra, eccetera, cerchino di capire centrosinistra, cerchino di capire il perché. E volevo dire solo questo, vi ringrazio. Grazie. Beh, affascinante, grazie. Affascinante da un certo punto di vista il parallelismo col 68, dall'altro devo dire che sì, i contesti erano abbastanza diversi perché le proposte erano diverse, cioè nel 68 c'erano proposte di cambiamento forti, c'erano messaggi politici forti, cosa che in queste piazze non noto francamente. Tra l'altro la signora parla di staticità politica e secondo me invece la situazione è completamente diversa, c'è una estrema propositività dell'analisi politica, insomma, che si sta svolgendo in questo periodo. Il problema è che c'è un leader, c'è una persona capace di essere avvolgente e di essere al 36% e quindi probabilmente questo può indispettire i tanti. Un'ultima considerazione, io ho visto anche bandiere di partiti politici del passato all'interno di queste manifestazioni, forse un'analisi su questo dovremmo anche fare. Allora, resta il fatto che qui qualsiasi argomento noi affrontiamo ci finisce di mezzo una persona che è Salvini. La signora diceva appunto è simile a un 68. Io ho ascoltato un po' di interviste e onestamente in un contesto di rinnovo sentir parlare anche di antifascismo nel 2019 dico boh, ma di che? Cioè, e siccome è uno dei capisaldi di questo movimento vorrei chiedere innanzitutto a voi due, cioè, ha senso parlare di antifascismo nel 2019? Non solo ha senso, è necessario, perché le cronache anche della nostra terra ci portano degli esempi invece di nostalgici, ma non solo nostalgici, di persone che vorrebbero tornare a quei tempi, anche revisionando la storia. L'antifascismo fa parte della nostra storia repubblicana, ne è il fondamento, e se queste persone chiaramente magari si ispirano a quei valori, fanno non solo bene, fanno bene a ricordarci che sono dei valori fondamentali, ma non è solo questo. Il Movimento delle Sardine, se lo vogliamo chiamare movimento, è di più, si deve collocare insieme a tutto quel Come fermento. lo chiamerebbe lei se non lo chiamiamo movimento? Cioè... Beh, adesso secondo me anche dare delle etichette non è mai appropriato, però bisogna metterle insieme perché prima di loro, diciamo come grosso movimento o grosso fermento c'è stato i Fridays for Future, cioè c'è qualcosa che si sta muovendo in maniera trasversale che riempie le piazze e chi non lo vuole vedere nega l'evidenza. Volete dire che è contro Salvini? Ma è riduttivo, è riduttivo, è riduttivo. Ma non è che, allora, dobbiamo andare in pubblicità. Sì, sta di fatto. Allora, io faccio la parte di cronaca,
quello che si sente, i cori e tutto quanto, sono questi i contenuti che emergono. Poi, Ma non solo. E poi scusa, dire che i giovani sono in piazza con le sardine, cioè io sono stato a Pontida, sono stato a Roma, conosco i giovani del nostro movimento, cioè ci sono tantissimi giovani all'interno della Lega, lo dimostrano gli amministratori, ma ci sono tantissimi giovani che sono venuti a Pontida, che sono venuti a Roma alle manifestazioni nostre, cioè non è che i giovani siano solo le sardine che vanno in piazza, all'interno del nostro movimento abbiamo tantissimi giovani che militano e fanno politica e vogliono cambiare il nostro paese. È solo un vantaggio. Breve break, scusatemi. Siamo di nuovo in diretta, era bello continuarla anche durante la pausa, ma va bene così, vediamo di riprenderla. Allora, io farei un esercizio di questo tipo, no? Perché provate a riassumerci quelli che sono diciamo, i valori aggreganti di questo movimento. Stefano Pelloni. Ma allora, intanto volevo dire una cosa, prima non ho fatto tempo nel dibattito, però il segretario Boff ricordava bene che ci sono dei giovani all'interno della Lega, ma nessuno vuole mettere un cappello sopra i giovani in Italia. A me fa piacere che ci siano dei giovani che partecipino alla vita politica della Lega. Il dato di fatto politico, questo è un dato di fatto proprio oggettivo, è che fino a questa esperienza delle sardine l'unico politico in Italia che riusciva a riempire le piazze era Salvini. Non c'erano altre esperienze politiche che riuscissero a riempire le piazze. C'era un altro Matteo prima di Salvini che è riuscito a farlo. No, appunto, dico nel 2019, 2018, insomma. Oggi mi sembra che ci sia un'esperienza che riesce a riportare anche entusiasmo, persone che hanno voglia di dire io ci sono e ci metto la faccia. È un dato, secondo me, che è importante sottolineare. Per quanto riguarda i valori, intanto non sono un partito e quindi io penso che anche questa mancanza di proposte mi sembra comprensibile. È un movimento nato da 4 ragazzi che da un gruppo di WhatsApp hanno creato un evento su Facebook e da allora è una cosa molto spontanea e quindi anche la mancanza di proposte mi sembra che sia abbastanza comprensibile. Non è un partito politico che si candida alle elezioni per cui un cittadino deve decidere se votarli o meno. Dopodiché è giusto quello che dice il sindaco Dori, cioè è bello perché è un volere testimoniare dei valori, secondo me, dei valori che sono dal manifesto si evince, insomma, contro il populismo e quindi contro questa politica di chi insulta, di chi grida, di chi utilizza le fake news, degli haters. Allora, secondo me questo mi sembra un dato di fatto importante. Io non penso che sia solo la Lega, sia proprio un modo di fare politica che non piace ai cittadini e che sta raccogliendo condivisione da parte di questi che decidono di dire la propria e di dire a noi non ci piace questo modo di fare politica che c'è oggi in Italia. E quindi scendiamo in piazza per dire che non ci piace. E questo mi sembra... Non ci vedrei altre... Quindi... contro il populismo, contro questa politica di chi tende a banalizzare, di chi tende a dare la colpa, di chi tende a semplificare la complessità dei fenomeni. Secondo me è un movimento interessante per questo. Quindi non ho nulla da dirti, però ti dico che sono contro di lui. È la politica che deve dire le cose. Pronto? È la politica. Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Maria. Buongiorno Maria. Allora, volevo dire, anch'io la penso così, che è un movimento contro il sistema del governo. Ma perché non inventate le sardine? Così ci dicono di persona cosa vogliono, cosa intendono manifestare, per cosa. Se è un discorso Salvini, se è un discorso contro sta violenza che c'è nella politica. Solo questo. Ok, quindi insomma lei vorrebbe, cioè proprio... delle Però sardine. anche la signora ha un po' di confusione. Non è un movimento contro il governo? Il movimento delle sardine non è un movimento contro il governo, il movimento delle sardine è un movimento al governo, contro un partito, contro una persona. No, non lo puoi sapere, devi invitare loro. Spero allora, che avremo modo. onestamente
Cioè, io per esempio ho invitato Stefano Pelloni perché l'ho visto in piazza in quella sera, si è espresso anche in altri media come partecipanti di questo movimento. Adesso, siccome questa cosa non è una cosa organizzata, dove non so, non c'è un leader. Non c'è un leader. Per cui, signora, mi perdoni, ma le sardine fisicamente, almeno una, scusa se ti do la sardina, cioè, ce l'abbiamo qua. Quindi, non essendo una cosa organizzata, perché poi è bello, no? Cioè, la partecipazione di piazza è bella, però a un certo punto se qualcuno si fa delle domande e poi vuole delle risposte, o se ne dà una unitaria, oppure possono arrivare di 1000 tipi. Giustamente la signora sta dicendo, io vorrei capire qual è la risposta unitaria da parte di una sardina. Sì. Bene, non è una cosa organizzata, cioè in questo momento non c'è un esponente che può parlare a nome di tutti, perché poi chi sono le sardine? Cioè non lo so. Cioè, non è che perché uno è passato in piazza quella sera, è stato un minuto, 10 o un'ora, a quel punto dice, boh, io sono sardina. Perché non so se mi spiego. Scusa, visto che è un movimento che va su Facebook, che se sono organizzati così, organizzatevi così, invitiamo un po' di sardine e vediamo. Ok, signore. Raccogliamo questo suo suggerimento. Intanto le invitiamo a continuare ad ascoltarci. Boff, scusi se l'ho interrotta, stava replicando. Ripeto, sono le piazze, noi le vedevamo piene anche di quelli che dovevano andare a aprire Montecitorio come una scatola di tonno. Poi quando hanno aperto la scatola di tonno si sono messi dentro. Ma perché quei pesci comunque? No, perché ma è il leitmotiv di questa cosa, no? Nel senso che ci ricordiamo i Vaffa Day di Grillo, riempivano le piazze, proteste eccetera. Dopo la proposta qual è che è stata? Quello che stanno facendo adesso il governo, cioè ragazzi, cioè, non è che vanno concretizzate le idee, vanno messe all'interno di un programma, bisogna capire cosa andiamo a fare. Poi dirò anche un'altra cosa, che la piazza si può riempire anche perché se io faccio un concerto di Vasco Rossi, raduno 200.000 persone al concerto. E quindi lancio un messaggio politico perché no, ci sono 200.000 persone che vanno ad ascoltare Vasco Rossi. Quindi se non lo contestualizziamo e non lo si contestualizza perché c'è una proposta di qualcosa da fare, benissimo, anch'io ho fatto le mie proteste studentesche quando ero rappresentante di istituto, abbiamo occupato la scuola eccetera, ma avevamo delle idee perché volevamo cambiare delle cose. Abbiamo proposto dei temi, una parte dei temi che abbiamo proposto li abbiamo anche portati a casa, però deve esserci un tema perché se no... mi viene da pensare che organizzare chi fa politica sa che organizzare una piazza piena, se non hai un'organizzazione dietro non la riempi la piazza, e quindi dietro comunque c'è un'organizzazione. C'è un'organizzazione, sì, perché le immagini che abbiamo visto prima... del Partito Democratico, però mi ha stupito sinceramente vedere che questa organizzazione non c'è, nel senso c'è un movimento nato su Facebook che ha mobilitato delle persone, e questa è la bellezza anche dei social network. Cioè, se pensiamo a quello che succede a Hong Kong ad esempio, cioè a Hong Kong io non penso che ci sia una regia occulta, ci sono dei giovani che non paragoniamo Hong Kong per favore alle sardine, ma sto dicendo che la mobilitazione, che oggi nel mondo i social network riescono anche a fare quello che una volta non si sarebbe riusciti a fare senza i partiti e le organizzazioni partitiche pesanti che c'erano un tempo. Sì, però Hong Kong, stiamo parlando di un paese che non era Cina, che a un certo punto per accordi io sto dicendo che la politica, qualcuno ha deciso che doveva essere Cina e questi qua si trovano ma io non sto paragonando le esperienze, io non sto paragonando le esperienze, ma per carità non voglio paragonare quelle esperienze con queste. Sto dicendo che però oggi secondo me la politica si riesce, la politica si può fare anche utilizzando come organo di mobilitazione i social network, cosa che un tempo non era pensabile. Tanto che io non posso dire che ci sia un partito di sinistra dietro a queste piazze, perché vi direi una bugia. Allora, sentiamo chi c'è al telefono, perdonatemi, poi arriviamo. Pronto? Pronto, buongiorno dottor Palladin. Buongiorno. Lei e i suoi ospiti. Tengo a precisare che sono pienamente d'accordo con la telefonata, non l'ultima, ma la precedente delle ultime parole del 68. Quasi totalmente d'accordo. Però io vorrei dire, io ho un po' di anni di più di quella signora che ha detto... Stiamo alzando l'asticella. Allora, io vorrei dire che i miei avi dicevano, tengo a precisare, non sono razzista, non sono contro i giovani, sono una persona civile,
con la mia età ho girato quasi tutta l'Europa. Le devo dire che i miei avi dicevano che quando si muove i giovani e i studenti, se non sono tenuti a bada e governati con precisione dei sintomi, dei principi, delle cose belle che devono fare, diventano cose pericolose, perché non si sa cosa può avvenire. Se dobbiamo parlare politicamente, loro dicono che non si spostano, che sono così che vanno invece si spostano da una piazza all'altra per fare quei numeri, perché se lei guarda bene, io ho modo, sono pensionato, guardo per passare il tempo tutte le cose che un po' mi interessano e vedi quasi sempre le stesse persone in prima linea. Non è vero che non c'è nessuno, c'è qualcuno che li porta là, anche Facebook, tutti i meccanismi che volete, queste cose. Ok, insomma la sua idea è che ci sia un'organizzazione che addirittura sposta le persone. Grazie per aver chiamato. Meditate. Grazie. Meditate. Il nonno è saggio. Il signore è saggio, dobbiamo ascoltarlo. No, vabbè, c'è un tour operator, no? C'è un tour operator che ha spostato 5.000 persone da Treviso a Padova. Abbiamo salvato dall'Italia. Esatto. Ecco, potrebbe essere questo il Comunque sistema. il referente l'abbiamo visto, insomma, era l'altro giorno invitato in un talk show sulla RAI, era ospite di Bruno Vespa, ha parlato a nome del movimento, questo mi sento di confermarlo e anche gli ospiti qui presenti mi daranno atto. Non è casuale però il periodo, io mi tendo a precisarlo. L'Emilia Romagna per definizione è la roccaforte del centro-sinistra in Italia. Queste tempistiche non sono casuali. Sulla campagna elettorale, sul risultato delle elezioni regionali in Emilia si giocherà una partita molto importante, anche più ampia, sulla tenuta del governo. E quindi la mia sensazione è che ci si stia giocando il tutto per tutto quasi quasi. A ricompattare cosa? Un centro-sinistra che ormai è sotto gli occhi di tutti, è spaccato e non riesce, a mio parere, a portare ulteriore linfa e a riconfermare quelli che erano i valori di un tempo. L'interrogativo grande per il Movimento delle Sardine sarà capire se, come diceva giustamente Boff in precedenza, si trasformerà in un movimento, in un partito come lo è diventato Movimento 5 Stelle, oppure è una escalation che è destinata a vederli ancora sulla scia per altri 6 mesi e dopo vederli scomparire. Un attimo, vado un attimo in pubblicità, c'era anche il turno di Dori, perdonatemi. Le sardine si stanno iniziando a scaldare qui, non dico a cuocere perché sennò insomma, però durante la pubblicità siamo arrivati a parlare di Greta, vi dico solo questo. Allora, facciamo un passo indietro, Sindaco, dammi una mano. Anche le telefonate da casa sono sempre utili, abbiamo capito che comunque c'è un senso diffuso di positività, però ci si chiede come le possiamo configurare. Ecco, io torno anche a quella cosa che è stata posta, movimento, non movimento. Ecco, e se diventasse invece un tema generazionale? Quindi come abbiamo avuto la generazione del 68, abbiamo, tra virgolette, la generazione delle sardine. Questo spiegherebbe il perché tante persone, al di là magari delle proprie simpatie, decide di passare una sera in piazza insieme ad altre persone che la pensano come loro. Quindi questo potrebbe essere un tema, quindi mettiamo insieme più cose e alla fine... Unità, insomma. No, non la banalizzerei, proprio un tema generazionale. Sappiamo che c'è una generazione che chiede delle risposte. Qualche anno fa magari si era un po' spostata verso il cosiddetto Movimento 5 Stelle, magari queste risposte non sono arrivate e quindi adesso magari cerca qualcosa di diverso. No, ma deve fare delle domande per avere delle risposte, perché se non ti fa domande non è che ti possono dare risposte. Ma bisogna ascoltare, loro dicono, loro domandano, parlano e chiedono. Ma non ha capito nessuno. Io non è vero. Mi permetto, adesso mi sono scritto delle cose che ha detto per esempio un intervistato in piazza, il quale ha sostenuto che
questo movimento di resistenza. Ora, prima abbiamo accennato al concetto dell'antifascismo che rimane un valore. La resistenza è un altro valore che sembra accomunare queste piazze, però vorrei capire la resistenza a che cosa. Poi c'era la difesa della Costituzione. Ora, a me non sembra... Allora, a prescindere che una Costituzione, per come la vedo io, e non sto parlando in termini politici, ma anche se ogni tanto la adeguiamo a una società che è completamente cambiata da quando è stata creata questa Costituzione, io non vedo perché non si possa toccare. Però vorrei capire difesa da che cosa. Poi a un certo punto, e qui coinvolgo anche Pelloni, questo ragazzo parlava di politiche di odio a Treviso. Adesso io frequento la città e onestamente vorrei capire quali sono le politiche di odio che ci sono a Treviso. Cioè, è vero che non bisogna ingabbiare le cose, però è anche vero che se qualche elemento comune dobbiamo riconoscerlo, ci sono politiche di odio a Treviso. No, non penso che ci siano politiche di odio a Treviso. Treviso è una città accogliente a prescindere da chi la governa e dai partiti che la governano. È una città, i cittadini di Treviso sono solidali, sono accoglienti, sono molto attivi nel volontariato, però c'è un dato di fatto, che il sindaco di Treviso è il responsabile enti locali della Lega e secondo me Salvini, ossia il leader della Lega, trasmette un messaggio che spesso è un messaggio di odio. E secondo me, se volete mandare in onda i proclami che ha fatto il sindaco Conte a Pontida, ad esempio, sono stati dei messaggi di odio. E quindi cioè diceva che c'erano con Manildo, c'erano dei clandestini, adesso è arrivato lui, questi clandestini se ne devono andare via, calci in culo di qua e di là. Allora, secondo me, non so a cosa si riferisse e chi fosse questa persona che ha detto queste cose, però c'è un linguaggio che secondo me non è un linguaggio di inclusione, ma spesso è un linguaggio di individuare un nemico e concentrare tutta l'attenzione di tutti i problemi del paese su quel nemico, che spesso è il più debole. E Vabbè, secondo me... quindi comunicativamente parlando c'è la stessa strategia, perché allora da una parte è indubbio che insomma, la Lega applica dei messaggi, però dall'altro il nemico è Salvini. Io con Mario, che tra l'altro è un grande amico, per Treviso ci giro e francamente non l'ho visto combattere con nessuno, anzi ho visto molta gente che si avvicinava a Mario, anche non italiani, li salutava e accoglieva quelle che erano le istanze, ci parlava assieme, quindi non lo vedo assolutamente uno del Ku Klux Klan, tanto per capirci, cioè, anzi è una persona estremamente aperta. Detto questo, il fatto che la gente percepisca una Treviso diversa adesso, con più ordine e più pulizia e meno confusione, ma non è un'invenzione di Mario Conte, basta andare a parlare con i trevisani, te lo dicono i trevisani, tu vai a camminare per Treviso, parli con la gente a Treviso, si ricorda che nell'epoca Manildo, tra questi flussi migratori che non venivano avanti tutti, accogliamo tutti anche se non ce la facciamo, eccetera, tutti quanti per strada, eccetera, adesso si accorgono che c'è una Treviso più curata, ma non è... Lo dice Mario Conte, ma è un'evidenza, basta fermare qualcuno per la strada a Treviso e parlarci assieme. Stavo parlando di una questione di linguaggio. Se parliamo di linguaggio, io ti dico che secondo me l'intervento di Mario a Pontida è stato un intervento che certo doveva parlare a una manifestazione di partito, eccetera, però secondo me è stato un messaggio di odio, cioè mi dispiace. Poi dopo se ci vogliamo dire che il mondo è bello, evviva. Come quando alle manifestazioni del PD vengono messe le foto di Matteo Salvini con Piazzale Loreto con la testa in giù, cioè stessa cosa. No, non è la stessa cosa, perché se lo fa qualcuno alle manifestazioni del PD è un cretino e soprattutto è un manifestante, è un cretino, però non è un sindaco che parla dal microfono della manifestazione, è un cretino ed è un cretino da cui bisogna prendere le distanze. Però non è un sindaco che parla dal microfono della manifestazione. Di aver sentito da Mario. No, perché io sento di difendere in merito a questo il sindaco Conte, anche se non ne ha ovviamente bisogno, sono proprio la capacità di dialogo, di confronto. Io ho avuto modo di girare
più volte Treviso insieme a lui, e mi sembra riconfermata la stima e la fiducia e la capacità di mediare anche eventuali tensioni sul territorio, quindi non mi sento di scongiurare la visione che espone appunto il consigliere. Vedo che c'è il telefono e lascio parlare. Se posso, anche perché sennò diventa una trasmissione a difesa di Conte che non ne ha bisogno. No, anzi, è abbastanza forte. Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno dottore, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Gentilmente vorrei parlare con l'esponente del PD per formularle una domanda ed avere anche una risposta. Posso parlarle, Prego. signore? Ci sono Intanto, buongiorno. Stefano Pelloni, perfetto. Io chiedo al gentile signore, io sono una vedova di una persona che è stato al Monte Venda e che è morto come tante altre persone, Corrado. Non so se lei è a conoscenza di questo. Io ho avuto occasione di parlare qui a Beato Pellegrino col dottor Zan e Giardini. Il dottor Zan, che è qui di Padova, ho cercato di mettermi in contatto. Il suo segretario non dà l'opportunità di avere un contatto con Zan, anche perché io questo signore lo pago con le tasse, e dicendo che loro guardano il territorio vorrei sapere, quando una persona chiede, che loro non si fanno vivi. Premetto che io per sposare mio marito, che era un militare, non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Dal momento che noi paghiamo questa gente che adesso stanno governando, perché non vogliono avere in contatto con le persone e tramite il segretario ti chiude il telefono, dice che loro hanno fatto, che loro... Ma signori, se voi parlate che quando siete nel Veneto avete tanto da lavorare col territorio, io che sono nel territorio, perché non mi guardate? Io vorrei Signora sapere... Nadia, adesso facciamo rispondere Pelloni, la ringrazio. Grazie. Allora mi permetto anche di fare una brevissima premessa. Nel momento in cui un telespettatore chiama e porta il suo caso, ovviamente noi dovremmo avere a che fare con la persona che viene citata dal telespettatore. Adesso non è sicuramente colpa di Stefano Pelloni se... No, però a prescindere, per quello che conosco l'onorevole Zan è una persona che si impegna sul territorio, quindi però io lo conosco marginalmente, diciamo così. C'è un tema però che il Partito Democratico deve presidiare di più e meglio il territorio ed ascoltare di più e meglio i cittadini, e quindi sicuramente il consiglio, l'auspicio della signora Nadia è un consiglio giusto e deve essere un'indicazione su come il Partito Democratico deve migliorarsi nel fare politica nel territorio veneto. Deve essere più pancia a terra nel territorio e mi sta usando il linguaggio Zaiani, attenzione. Ma certo che dal punto di vista del rapporto col territorio i leghisti secondo me sono abbastanza un'esperienza importante. Ultimo break, poi arriviamo con l'ultima parte di Ore 13. Eccoci, ultima parte di quest'Ore 13. Allora, abbiamo ancora 6-7 minuti e faccio a tutti la domanda, bene, ok, insomma, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza intorno a questo fenomeno. Può e quanto può eventualmente pesare questo? Perché, sposando la visione di chi ha organizzato le sardine e dicendo che non è un movimento politico, ma quanto può pesare nei prossimi 6 mesi della politica italiana? La politica italiana prevede le elezioni in Emilia-Romagna,
in Veneto, adesso non mi ricordo quali altre regioni, potrebbe anche capitare che arrivino le politiche, perché non è detto, visto la situazione. Domanda che faccio a tutti e quattro, Dori. Beh, innanzitutto vediamo se questo entusiasmo resterà presente anche nei prossimi mesi. Chi lo saprà in qualche modo intercettare avrà comunque ottenuto un risultato, che è quello di aver capito, quindi aver fatto anche quelle proposte di cui si parlava prima, cosa queste persone, perché sono delle persone, non sono dei numeri, sono delle persone, chiedono. E quindi già questo è un passo in avanti per tutto il nostro bellissimo paese. E poi, come si dice sempre, i numeri poi si contano alla fine, quindi vedremo se magari c'è chi si è spaventato o chi si è emozionato in maniera forse anche un po' esagerata. Vedremo. Romanello? Io devo cambiare tema perché le sardine mi hanno un po' stufato dopo un'ora di conversazione e devo approcciarmi invece a quello che è un governo che secondo me è al capolinea, con una manovra finanziaria che ancora bene non abbiamo capito, ma soprattutto con tanti punti spinosi, con l'Ilva, che non sembrano essere trattati. E secondo il mio punto di vista siamo arrivati alla fine. Penso che sia opportuno, come detto più volte, è necessario andare al voto una volta per tutte, dare la possibilità agli italiani di esprimersi in maniera consapevole, perché lo facciamo assolutamente in maniera consapevole ed è indubbio che il risultato sarà estremamente favorevole a comunque a un centrodestra probabilmente compatto che finalmente con una ampia maggioranza potrebbe dare delle risposte, perché a fare la differenza sono i fatti e non le parole. Se andiamo al voto, pesano queste sardine? A mio parere, per come sono impostate attualmente, assolutamente no. Se si organizzano dal punto di vista politico? Se si organizzano, probabilmente andranno a pescare dal Partito Democratico, perché secondo me il bacino è sempre lo stesso, è del centro-sinistra e probabilmente riusciranno a essere quel punto aggregante tra tante idee e tanti pensieri, ma comunque facenti parte al centro-sinistra. Allora, secondo me non si organizzeranno sotto la forma di partito e secondo me, sinceramente, non so quanta forza elettorale possano aggiungere alla coalizione di centrosinistra, però una cosa sicuramente la possono dare ed è l'entusiasmo e la consapevolezza che c'è un bacino politico non ascrivibile oggi esclusivamente al Partito Democratico, alle forze di sinistra o al Movimento 5 Stelle, ma anche dell'astensionismo. Magari questa gente era gente che non andava a votare, che si sta mobilitando e si sta mobilitando perché è interessata a dire la propria idea. Allora, se le forze politiche saranno in grado di ascoltare quelle piazze e di parlare e di dire le cose che quelle piazze hanno intenzione di portare avanti, allora secondo me potrebbero esserci dei ritorni elettorali, ma io non la vedo, non sono d'accordo con il sindaco che mi ha preceduto, io non la iscriverei al Partito Democratico. Secondo me c'è molte di quelle persone sono persone che oggi non votano e che hanno votato magari tanti partiti e che oggi magari sono delusi. Quindi, perché poi a me piace fare anche gli scenari, cioè potrebbe anche accadere nel caso non tanto remoto si andasse alle politiche che il centro-sinistra si trovasse, diciamo, o meglio il PD, da essere il PD ad avere il PD Italia Viva e il Movimento Sardine. No, secondo me quello che vi intendevo dire è se il Partito Democratico, se le forze del centro-sinistra saranno capaci di ascoltare quelle piazze, allora potrebbero averne un po'. Se invece risulteranno impermeabili nella totale autodifesa della loro classe politica, della loro classe dirigente, con superbia e arroganza, allora non se ne ricaverà niente e quel movimento resterà un movimento di piazza. Qui voglio fare il profeta. È una sfida per il Partito Democratico. Qui voglio fare il profeta e ci metto anche una cena per tutti quanti se quello che sto dicendo non dovesse avverarsi. Io sono fermamente, sì, noi altri qua. Sono fermamente certo di una cosa, che il Movimento delle Sardine non si costituirà come partito o come movimento fin tanto che non saranno passate tutte le tornate elettorali, perché come ha detto il collega rischierebbe di portare via voti alla sinistra, per cui non si costituirà come partito se non passate tutte le tornate elettorali, quindi quando non potrà più far danni alla sinistra
sinistra, potrà anche costituirsi come movimento. Se questo non dovesse avverarsi, se vengo smentito, ci troviamo a cena. Detto questo... Vabbè, allora intanto attenzione, perché rimane traccia abbastanza indelebile Nessun di quanto problema. detto da Boff, e come diceva giustamente Dori, a base di che cosa? Direi che insomma, se non abbiamo allergie strane alle sardine, intendo proprio la parte ittica della cosa. A parte l'ironia, detto questo, dico che comunque quando c'è la gente in piazza, quando la gente ha voglia di far politica, purché ci siano dei temi, delle proposte, delle cose che vengono proposte come cambiamento, va sempre rispettata, e io vedere una piazza piena di persone che cantano Bella Ciao piuttosto che vedere una piazza piena di leghisti merita sempre rispetto e ascolto da parte della politica. Questo è una cosa giusta e importante. L'importante appunto è che ciò venga declinato poi a quella che è l'azione politica e a quelle che sono le proposte. Quindi ben venga, adesso vedremo cosa nascerà, vedremo cosa sarà, non mi fanno paura. Cioè, a me non fa paura vedere una piazza piena di giovani, di gente, siano essi di qualsiasi colore politico. A me fanno paura quelle persone che stanno all'interno dei palazzi alle Napolitano di turno, che attraverso macchinosi sistemi di palazzo vogliono tenere in piedi governi che non hanno consenso popolare, vogliono tenere in piedi maggioranze che politicamente non la pensano allo stesso modo e quindi poi vanno a creare governi che non governano e non prendono decisioni e non sono in grado di mettersi d'accordo su nulla, che rifuggono da quello che è da quelle che sono le piazze. Perché si formano le piazze? Le piazze si formano perché c'è gente all'interno dei palazzi che ha paura della democrazia, che ha paura di portare al voto ai cittadini. Però se non avessimo questo governo che ha fatto di tutto per salvarci dall'aumento dell'IVA, invece delle sardine avremmo i gilet gialli. Ma il governo giallo-verde, avremmo i gilet gialli, il governo giallo-verde un anno prima, il governo giallo-verde un anno prima ha sterilizzato 22 miliardi di IVA, tanto quanto ha fatto questo governo qua. È la storia dell'orso che è la sterilizzazione dell'IVA, ormai ogni anno è la sterilizzazione dell'IVA. Siamo ai 3 colpi finali, perfetto. Signori, grazie, buon lavoro a tutti quattro, grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato e che ci hanno guardato da casa. Bene.